Per la sua capacità di fare rete tra gli enti territoriali, i 5 comuni dell'entroterra del Levante, il Parco dell'Aveto e un'ottantina di soggetti privati, per promuovere un territorio accogliente e condividere con il turista e con chi ci vive lo spirito autentico dei luoghi e dell'esperienza di essere comunità. Con questa motivazione è stato consegnato al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, il Premio Nazionale del Paesaggio, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto, presentato dal Consorzio, è rientrato nei 13 che sono stati scelti tra i 130 che hanno ricevuto la candidatura al premio. A Roma si è svolta la consegna. La motivazione della nostra premiazione è stato proprio il fatto di aver colto il fatto di essere una rete di persone, di privati, ma anche di pubblico, per cui il fatto di aver messo insieme i 5 comuni, un parco dell'Aveto e le strutture, diciamo, dell'accoglienza per difendere e per far conoscere il nostro paesaggio, hanno colto proprio questo come cosa importantissima e interessantissima. Per cui c'è tutto un grande lavoro del nostro entroterra che sta cercando di farlo conoscere, diciamo, nel mondo, ed è stata una cosa molto positiva che a Roma abbiano riconosciuto noi piccoli con un progetto fatto a 6 mani, praticamente fatto da noi, cioè nel senso ce lo siamo fatti in casa e siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato, secondo me. Intanto tutte le strutture aderenti al consorzio si stanno preparando ad accogliere al meglio i turisti che decideranno di passare alcuni giorni nel territorio dell'entroterra del Tigullio. In attesa dell'apertura del nuovo punto di accoglienza a Mezzanego, la rete di ospitalità punta sull'offerta dei sentieri, sull'ospitalità e la gastronomia a chilometro zero. I rifugi del Parco dell'Aveto e i nostri soci saranno naturalmente aperti per il periodo pasquale e offriranno anche loro la loro ospitalità, ma non solo, offriranno tutta una serie di attività che potranno essere svolte sul nostro territorio. Naturalmente per Pasqua saranno attivi, diciamo, tutti quelli che sono le strutture ricettive saranno naturalmente tutte aperti, come anche naturalmente la ristorazione, e i sentieri saranno pronti per essere attraversati sia a piedi che in bicicletta.